Va bene, iniziamo. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Due veloci parole per presentare la serata. Ormai è diventata una tradizione queste nostre conversazioni, ne abbiamo già fatte in passato, le conoscete, non ci arrendiamo all'idea dei si dice mediatici e delle notizie dei giornali, che peraltro in loco sono sempre molto poco obiettive, sembrano più pubblicità che informazione. E quindi la nostra tradizione invece è quella di cercare di avere qualcuno che sia un po' un protagonista di un argomento, che lo conosca e che venga a parlarcene. Questa sera parleremo della sanità. Ecco, in questo senso siamo molto convinti dell'importanza appunto che ci sia qualcuno a parlarcene, che ci spieghi l'argomento. Ecco perché della conversazione di stasera. Il titolo l'avete visto, è prendersi cura, rimettere al centro la persona vuol dire averne cura. Averne cura vuol dire dare strutture, non lasciare sole le famiglie e le persone. Di questo siamo molto convinti. Cosa voglia dire questo per il Veneto orientale? Ce lo dirà, e soprattutto qual è lo stato dell'arte in questo momento, ce lo dirà prima Ivana, che ci spiegherà qual è lo stato dell'arte, da che storia veniamo, qual è il patrimonio da salvaguardare che abbiamo, qual è la situazione che ereditiamo, perché siamo in questa situazione, e a quel punto sarà l'intervento di Giampiero Marchese, che ringrazio per essere venuto. Era in consiglio regionale oggi pomeriggio, mi pare di aver capito, è venuto via anche un po' prima che finisse per l'appuntamento di questa sera. È vicepresidente del consiglio regionale Veneto, ma soprattutto quel che a noi interessava è che lui è all'interno della commissione sanità e servizio alla persona. Dopo non so, magari un nome tanto lungo lì, ma la sintesi è questa, che è la quinta commissione del Consiglio regionale. Ci darà una visione ben più allargata, ci spiegherà cosa sta succedendo e quindi diciamo che saremo nelle condizioni per farci un'idea ben chiara di questo argomento, per approfondirla concretamente e non fermarci, ripeto, ai si dice o alle notizie di traverso che arrivano sulla stampa con titoloni che molte volte lasciano perplessi ma non spiegano ben niente. Quindi grazie a tutti di essere venuti. Prego Ivana, ti lascio la parola e buon ascolto a tutti. Allora, io cercherò di fare brevemente una cronistoria e poi dare dei dati. Allora, le nostre vicende, diciamo, possiamo farle risalire ancora agli anni 90, quando la Regione Veneto ha pensato, in un'ottica di razionalizzazione, di unire la nostra ULSS 14 con l'ULSS del Basso Piave, in un'ottica di razionalizzazione. In realtà è successo una sommatoria tra le strutture, cioè tra il territorio del Portogruarese e il territorio del San Donatese, e che per quanto riguarda per esempio gli ospedali, che sono ancora considerati una forte, diciamo che hanno una forte parte quando si parla di sanità, anche se non dovrebbero averla comunque. Per quanto riguarda il Portogruarese, noi ci troviamo con un ospedale, mentre nel San Donatese ne troviamo addirittura 3, uno a Jesolo, uno a San Donà. A questi si deve aggiungere la casa di cura Rizzola, che è una struttura privata convenzionata che però di fatto ha funzionato come un ospedale. Ora, per quanto riguarda la qualificazione della sanità nel Veneto orientale, qui noi dovremmo fare un ragionamento di equità, partendo dall'esistente. E l'esistente come si valuta? Si valuta con dei dati. Per esempio nel Portogruarese noi possiamo dare un dato che è recente, quantificato da poco, che siamo a meno 39 milioni di euro di fughe extra regione.
che sono ascrivibili quasi in maniera significativa al portoghese. Questa fuga è andata aumentando progressivamente dal 2004. Nel 2004 eravamo a meno 27, circa 200.000 euro di rimborso che la Regione Veneto doveva fare alla Regione Friuli Venezia Giulia, siamo arrivati a quasi 40 milioni. Cosa significa questo? Significa che i nostri concittadini se ne vanno a farsi curare altrove, prevalentemente nel Friuli. Questa situazione non è nuova ed è il maggior campanello d'allarme che dovrebbe arrivare alla Regione. A questa fuga extra-regione c'è da aggiungere un'altra cifra, che è quella della fuga intra-regione, cioè i nostri concittadini vanno a curarsi nelle ULSS del Veneto e comunque la nostra ULSS paga, cioè nella sua quota che ha a disposizione paga queste fughe, chiamiamole così. E questa che è il maggior campanello d'allarme è dovuto alle lunghe liste di attesa, che sono per le visite specialistiche ambulatoriali, è dovuta all'offerta di prestazioni e ricoveri che richiesti a Portogruaro vengono offerti vuoi a San Nonà, vuoi a Jesolo, può essere attribuita ad una qualità organizzativa da migliorare, cioè un personale scarso a turni di lavoro magari massacranti. Viene attribuita anche una cosa che non è banale, per esempio la mancanza di un numero verde per prenotare al centro unico di prenotazione. Tu chiami, paghi a spese tue perché il numero è a San Donà, stai al telefono chissà quanto, mentre se tu chiami la Tisana, se chiami Pordenone, hai un numero verde, in 4 minuti ti dicono di attendere, la risposta le sarà data entro tot minuti a seconda del numero di telefonate che hanno in nota. E che cosa noi ci aspetteremo dalla Regione Veneto? Noi ci aspetteremo attenzione proprio per questi motivi, che sono motivi che depauperano il territorio e quindi non rendono quello di cui il territorio avrebbe bisogno. C'è un'altra nota dolente nella nostra zona, che è quella dell'emergenza della risposta agli anziani. Allora, noi abbiamo una richiesta di ricovero di anziani che, secondo i dati di ottobre, erano ben 280 gli anziani che sono in attesa di entrare nelle case nelle RSA. Nella nostra ULSS sono 7 e hanno un numero ridotto di posti per malati che hanno bisogno di assistenza infermieristica 24 ore su 24. Sono pochi questi posti. E noi abbiamo anche anziani che in coma vengono dimessi dall'ospedale, non per cattiveria certamente dei medici, ma perché in ospedale i medici nei reparti hanno bisogno di far posto ad altri pazienti che arrivano e che devono essere curati. Qui succedono dei drammi che come altra attività volontaria che faccio come centro per le vite navalato ci vengono segnalati abbastanza spesso. Ancora, noi abbiamo un altro nervo scoperto, come l'ho definito io, che è quello del completamento di una medicina territoriale. Ora, il nostro direttore generale, che è arrivato qui, nuovo direttore generale, che è qui dal 2008, ci ha sempre detto che bisognerebbe trasferire sul territorio il 60% delle risorse che sono destinate all'ASL. A tutt'oggi non ci risulta che questo si stia facendo, si possa fare, che queste risorse vengano spostate dall'ospedale al territorio. E poi un'altra nota dolente è una innovazione tecnologica di informatica che per esempio nel nostro territorio è abbastanza obsoleta e non consente di fare velocemente
tutte quelle operazioni che possono essere fatte.